le circostanze hanno organizzato delle cene. Lo sento che è stato molto vicino alla squadra, molto. Quanto riguarda gli infortunati, com'è la situazione? Perché Piccioni allora, è recuperato a breve? Intanto possiamo parlare di Iori, che praticamente si è aggregato alla squadra, anche se non completamente, però è sulla via dell'integro. Questo è un aspetto positivo. Per quello che riguarda il prossimo potrebbe essere Piccioni, anche se i tempi sono un pochettino più lunghi, e per il momento ci fermiamo qua. Ma Galli ha avuto una ricaduta? Cosa è successo? Galli continua a avere un fastidio, e quindi, visto che ci sono state anche dei campi molto pesanti, visto altre situazioni, abbiamo preferito prendere un'altra strada. L'ho detto anche prima nei confronti di altre situazioni, cioè noi abbiamo bisogno di giocatori che stanno bene sia mentalmente che fisicamente, perché devono dare il 110%, quindi se qualcuno in questo momento magari si sente non essere a posto completamente, è meglio che magari faccia delle allenamenti alternativi, che dobbiamo aiutarlo a mettere in condizione, insomma, nelle condizioni ottimali per poter giocare una partita. I tempi un po' più lunghi di Piccioni quantificabili a spanne, qua 10 giorni? Non possiamo, è difficile. Come parla del prossimo, rimangono però Piccini, Renzetti, Cuffa, De Feudis, cioè è probabile che Piccioni rientri prima di De Feudis, per il quale si parlava di 2 settimane? Io a questa domanda sono in difficoltà a rispondere. Quello che posso dire è che io si è legato alla squadra e Piccioni so che sta facendo un lavoro fisico-atletico, quindi vuol dire che il passaggio successivo è quello dell'integro, cioè quello di rientrare all'interno della squadra. Io su questa cosa qua, il resto sono ancora nella sala medica, quindi in infermeria, e di conseguenza c'è tutto un iter da seguire prima che passano a disposizione dell'allenatore. Ok.